Con Andrea Scortegagni a commentare la sconfitta interna della seconda squadra del Breganze, in un match che era importante perché vi consentiva ancora di sperare nel passaggio del turno e andare a fare la Final Four di Coppa Italia, l'8-4 del Diadema Roller Bassano. Cosa secondo te non è funzionato, Andrea? Ciao Fausto, sì, come hai detto te era una partita importante, decisiva per questo girone di Coppa Italia. Purtroppo siamo partiti magari con un po' di timore, e come anche la partita dell'andata abbiamo sbagliato fin da subito un rigore che magari poteva, diciamo, portare la partita in modo diverso fin dall'inizio, e quindi il primo tempo, diciamo, è andata sul 4-0, diciamo anche un risultato un po' amaro. In spogliatoio sì, abbiamo parlato, abbiamo visto un po' i punti negativi di questo primo tempo e siamo entrati con alta testa, siamo riusciti un po' a reagire, poi purtroppo un paio di rimpalli, deviazioni, loro sono stati bravi anche su questo lato, cioè, la fortuna ci vuole anche quello, poi hanno fatto una buona partita e su molti episodi, diciamo, su molti contropiedi, noi abbiamo sbagliato parecchie occasioni che dovevamo sfruttare meglio e ecco questo. Avete segnato dei gol obiettivamente difficili dal punto di vista tecnico, tre alze schiaccia, sì. E allora magari un po' di rabbia viene anche da lì, no? Nel riuscire a gestire meglio le situazioni, magari le soluzioni più semplici, che è un po' anche il problema che ha la prima squadra. Esatto, sì, bisogna imparare a sfruttare le occasioni più semplici e poi i gol belli si va sempre in tempo a farli, come abbiamo visto appunto ieri sera, e ci manca appunto quella freddezza sotto porta dei gol, sì, un po' più, diciamo, fattibili, però abbiamo visto appunto questa reazione nel secondo tempo e quindi portiamo a casa anche questo fatto, questa... Sì, la volontà di giocare sempre anche sotto nel punteggio, Esatto. E questo sicuramente è incommiabile. Per quello che riguarda la tua prova personale? Sì, io purtroppo ho preso un blu un po' sì, strano, stupido, però non importa, l'importante è che riusciamo a prendere i lati positivi anche per il vista del campionato. Siamo una squadra giovane, io sono il più anziano dall'alto dei tuoi 24 anni. E dobbiamo fare esperienza come gruppo, come squadra in A2, e quindi che ci serva per un futuro e anche da queste sconfitte comunque che impariamo e speriamo domani di riuscire a fare di più e meglio. Perfetto. Grazie Andrea. Grazie a te, Avanti Fausto. sempre, buona serata. Grazie.